diciamo che la cosa che più di tutti volevamo prima della partita era quella di non sbagliare sull'atteggiamento e penso che ci siamo riusciti per 90 minuti. Soprattutto poi quando interpreti la partita nel modo giusto, con appunto l'atteggiamento giusto, poi riesci a sopperire a qualsiasi difficoltà si presenti. Ovviamente non dico che è stata una passeggiata, anzi, però ci tenevo proprio per questo a fare oggi ancora di più i complimenti ai miei compagni di squadra che sono subentrati a partita in corso. Penso che il risultato che siamo riusciti a centrare è soprattutto merito loro, perché quando in un momento comunque di grande difficoltà sono riusciti a mantenere alta comunque l'intensità della squadra e allo stesso tempo ci hanno aiutato in maniera importante a raggiungere un obiettivo. No, ma la cosa che comunque a caldo è quella che risalta e che è venuta fuori è sicuramente il fatto che questo deve essere un punto di partenza. Ovviamente non abbiamo ancora vinto né in Coppa né in campionato, quindi ancora non abbiamo fatto niente, anzi, però la consapevolezza, questa partita ci deve dare consapevolezza del fatto che non ci sono avversari imbattibili, non ci sono partite già perse a prescindere a priori e soprattutto siamo una squadra capace di fare gol e di fare male a chiunque se manteniamo questa intensità e questo atteggiamento. Sì, infatti colgo l'occasione per fare complimenti ai ragazzi che ci hanno dato una grossa mano, quelli che sono subentrati, e in 10 comunque abbiamo tenuto un atteggiamento aggressivo e abbiamo provato comunque a vincere la partita. Lenna sul fase del possesso palla ha giocato un po' di più, però comunque noi abbiamo sofferto poco e ci siamo giocati la partita anche in 10. No, siamo tutti bravi, l'importante è mettere l'atteggiamento che abbiamo messo oggi tutte le domeniche e faremo grosse cose.